Grazie signor Presidente. Indubbiamente la soluzione a cui ci apprestiamo a dare la nostra approvazione ha avuto tempi lunghi di discussione, più volte in commissione, e credo che la delibera che ci proponete ci consente in varie fasi di verificare un'area così importante come quella dei bagni pubblici. Io mi auguro che la raccomandazione che è venuta da più colleghi in aula è stata recepita del resto in delibera in varie fasi di realizzazione. Certamente c'è, come ognuno di noi, qualche perplessità rispetto all'altezza, diciamo, del volume ex novo rispetto a quello che è l'attualità, ma è evidente che era una soluzione possibile per rispettare appunto una sede storica, quella dei bagni pubblici, per i quali io mi auguro la proprietà, forse insieme anche all'amministrazione comunale, riesca a individuare una destinazione che gli dia il valore giusto che merita quell'area. Qualcuno ha parlato di una birreria, potrebbe essere anche un'osteria tipica, Pordenonnese, chissà. Certo, il locale, l'edificio si presta a una valorizzazione forte. Poi per quanto riguarda i volumi ex novo, chissà che magari studiando e ristudiando non si possa magari immaginare un qualcosa che riduca l'impatto, ma capisco che questa è la soluzione, il compromesso che progettualmente si è riuscito a ottenere, e quindi mi affido anche alle capacità che in futuro sicuramente verranno utilizzate dal progettista nelle varie fasi in cui verranno senz'altro sicuramente coinvolti, perché un'area così importante della città non può non essere come dire, soggetta a una grande attenzione, e io questo mi auguro e raccomando e ringrazio.